Manca la neve e l'industria dello sci è in profonda crisi nelle ultime ore, mentre il paese è sotto una coltre bianca e spessa. Solo qualche centimetro è caduto nel Bellunese, ma solo in alta quota, 9 a Ravalles, 15 a Col dei Baldi, nulla a Fondovalle. La nostra economia turistica che non potrà più essere a senso unico, grazie anche o purtroppo più che grazie ad una meteorologia che per il futuro non ci darà certezze. L'allarme è stato lanciato anche dall'associazione che riunisce gli esercenti funiviari. Renzo Minella, presidente ANEF, assicura che da un primo bilancio fatto emerge una situazione fallimentare per molte società che a fine stagione rischiano davvero il tracollo economico, da 40-50% in meno gli incassi. Il meno 50% in verità era un dato legato al mese di dicembre. È vero che ormai siamo nel mese di gennaio e non è trasversale in provincia, ci sono state realtà che hanno avuto una contrazione di questo tipo, ma realtà forti, non realtà deboli. A fine stagione ci accorgeremo che il mondo è cambiato. L'allarme è stato portato a Venezia. Dalla regione risponde Finozzi. Ho già predisposto l'attivazione della Veneto Sviluppo affinché venga costituito un pacchetto di azioni per fronteggiare interventi specifici del settore. Noi stiamo pensando a un intervento straordinario come quella volta sul mare per quanto riguarda le mucinaggini e altro, un intervento straordinario per dare un sostegno a questi operatori turistici, ai nostri operatori turistici della montagna veneta, perché qui la situazione effettivamente è grave. Se sempre la gente di montagna ha sofferto, in questo periodo sta soffrendo ancora di più. Ed è una frase che io ripeto sempre: attenti. Se cade la montagna, sotto c'è la pianura.